Buongiorno a tutti. Allora, domanda, di che cosa volete che parliamo? Nessuna risposta, non volete che vi parli? Che così guadagno un po' di tempo. Ok, allora, teoricamente secondo il programma ci tocca adesso parlare del prodotto turistico. Allora, partiamo dalla premessa di quello che ieri Dirk ci ha detto, nel specifico sul mercato tedesco. Quello che ho tentato in qualche maniera di dirvi io ieri è come si organizza oggi il mercato dal punto di vista dei segmenti. Posso farvi una domanda? Ricordate tre segmenti di quelli che vi ho detto io? Quali? Brava, lo sapevo che sarebbe il Mamil, quello vi è piaciuto. Il Mamil? Sapevo che questo è il number one. Altro? Il Millennial? Sì, ok. E The Great Panther, bravo. Ok. Perché è importante avere in mente i segmenti di mercato, secondo voi? Per personalizzare, brava, promossa. Ok? Allora, quello che tenterei oggi di spiegarvi è come si monta un prodotto, come si organizza e si struttura un prodotto turistico. Ok? Ma è fondamentale partire che lo stesso prodotto devo di fargli degli aggiustamenti perché sia adeguato per i diversi segmenti, per il Mamil, per la zia che viaggia con i nipoti, eccetera, eccetera. Ok? Questo è fondamentalmente il lavoro che faremo oggi. Allora, il prodotto, partiamo. La catena del valore del turismo, le prime 3 slide sono la chiave del successo di tutto il turismo. Lo ripeto, questa e quelle 3 che vengono dietro è dove si capisce se voi avrete o non avrete successo nel turismo. Mi spiego. Noi nel turismo, e Sardegna è l'esempio eclatante, abbiamo organizzato sempre il turismo con una visione di catena di valore classica, ovvero industriale. Abbiamo la camera d'albergo, li mettiamo il transfer, o mi arriva il tour operator che me lo integra, facciamo il pacchetto, stiamo ragionando a minimo 6-8 mesi prima che mi arrivi il cliente. Il tour operator o noi lo mettiamo nel mercato e nella distribuzione e iniziamo a fare la promozione, che me la fa qualcun altro, generalmente la regione. Siamo d'accordo? Sì o no? E il tour operator stesso fa così, giusto? Perché? Perché la ottica del... Dimmi? Perché? Perché la ottica di produzione che non di prodotto. Qual è il problema? Che nel momento nel quale mi arrivano 2 fattori, uno è il signore Ryanair, ovvero il modello low cost nell'aereo, e 2 internet, questo modello cade radicalmente. Perché? Perché noi ragionavamo sempre con la logica del prodotto standardizzato, ovvero l'esempio la Coca-Cola. La differenza fra la Coca-Cola e noi sapete qual è? Bravo. Sul fatto che la Coca-Cola ci vende la Coca-Cola e tutti pensiamo che la Coca-Cola è unica, ma non è vero, perché la Coca-Cola cosa ha fatto? Se voi quando viaggiate all'estero chiedete una Coca-Cola, forse ve ne renderete conto che il sapore di una Coca-Cola in Francia è leggermente diversa all'italiana, è leggermente diverso il sapore in Germania, in Inghilterra, eccetera. Ovvero, quelli signori hanno capito che adeguano un prodotto standard, li fanno degli aggiustamenti ai gusti di ogni mercato, mentre che noi che cosa facciamo? Coca-Cola standard.
Come no? Come no? Dai. Qualche volta la camera si riunisce a parlare dove lo stai vedendo. Hai dei che diamo la doccia, dei geni della vasca e si cerchi di adattare il tuo prodotto a quello che ai giapponesi la vasca sicuramente, agli svizzeri la vista mare. Il problema è che se non hai la vista mare per le svizzere, cosa fai? Gli dai quella che non è vista mare e c'è un piccolo problema, che il svizzero si incazza e ti fa una bella recensione e ti ha fottuto. Cioè, il problema è che noi dobbiamo, cioè, la nostra logica qual è? La di sfruttare il cliente, non quella di soddisfare il cliente, perché a volte è meglio perdere un potenziale cliente oggi e sapere che lo conserverò per il dopo. Perché la nostra filosofia come operatori turistici è quella di come dire, prendere tutto quello che passa. In conseguenza, noi dobbiamo ragionare a che questo modello standardizzato ormai non ci funziona più, perché è improntato quando eravamo noi a decidere e creare le proposte che noi ritenevamo opportune, ma risulta che il mercato mi ha cambiato. Oggi se io voglio avere dei clienti, non posso fare il prodotto, io devo vendere quello che ancora non ho. Avete capito che cosa vi ho detto? No. Tento di spiegarlo meglio. Io devo mettere al mercato un prodotto che ancora non ho fabbricato, perché ormai il cliente è quello che decide. Lei ce l'ha detto, le svizzero vuole il prodotto con vista mare e magari la doccia. Siamo d'accordo? Ma può darsi che lei in questo momento stia facendo ristrutturazione dell'albergo e si mette a vendere quello che non ha. D'accordo? È un esempio. Quello che vi sto dicendo è che voi dovete vendere un prodotto che non avete ancora costruito. E dovete fare in modo di attirare la mia attenzione, che sono in svizzero, perché venga e vi prenoti 3-4 mesi prima di che mi arrivi. Mi state seguendo? È cambiata la logica. Io devo attirare l'attenzione del cliente verso la mia o il mio prodotto per portarlo a sedurlo. L'unico spazio che io ho di seduzione, perché le svizzero è a casa sua, a Basilea o Zurigo, e non è stato mai in Sardegna, e magari ci ha pensato in Sardegna perché le è arrivato qualche informazione, ha visto qualche foto, è arrivato un Twitter di un amico, eccetera, devo portarlo sull'unico spazio che io ho a mia disposizione come operatore. Sapete qual è? È il vostro sito web. È l'unico spazio che voi avete dove ancora comandate voi. Perché Booking non comandate voi. Booking vi dice il massimo numero di foto che potete mettere, il massimo numero di righe che potete raccontare e il prodotto che potete, e vi dice anche il prezzo al quale dovete vendere. Dimmi. Sì, ti sgridano, se no ti comporti bene ti punisco. Guarda che, esatto. Per dopo dirti, facciamo un'operazione, mi incrementi la percentuale. Ragazzi, loro hanno una cosa che voi non avete. Sapete che cosa è? Il cliente. Perché, vi faccio una domanda, quel 18-20% che voi pagate a Booking, che cosa pagate? La vetrina. No. Sì, bravo, ve la traduco. È il pedaggio che voi pagate per accedere al suo cliente. Dimmi. No, è così, perché una volta io come cliente sono arrivato a Booking e ti ho trovato, mi sono trovato con 10 signori che mi offrite esattamente lo stesso. L'unico modo che tu avrai perché io decido di prenotare il tuo albergo, la tua struttura, l'unico elemento qual è? Il prezzo.
Perché le foto sono le... Sì, ragazzi miei, sì. Dovresti vedere le studi che hanno Booking. Sì, su questo, però ci sono forse ci sono anche piccole strategie che piccole imprese come le nostre possono anche portare avanti. Dentro Booking? No, Ah. utilizzando Booking, però... Quello è corretto, ma dentro Booking se tu fai l'aranciata vera, non puoi dirlo che fai l'aranciata vera. Ok? Sei alle stesse condizioni dell'albergo che ti dà la spremuta congelata. Ok? Pertanto, il ragionamento che abbiamo di fare è che dobbiamo partire di attirare il cliente, sedurlo, portarlo da me, per convincerti che mi prenoti l'unico elemento che abbiamo è l'informazione, perché io devo rassicurare che quello che a te ti ha chiamato l'attenzione esiste. Pertanto stiamo davanti a una logica di cliente verso il prodotto, ovvero ottica di promozione della mia proposta, del mio prodotto. Cambia radicalmente, ovvero non devo preparare un prodotto, sino che devo di prepararti il prodotto che tu vuoi comprarmi, devo essere sufficientemente flessibile per darti la doccia piuttosto che il bidet, piuttosto che quello che tu hai bisogno. E per fare questo e avere successo deve di partire da una base, capire quali sono le motivazioni del cliente, che vedremo dopo. Perché? Perché oggi è la domanda a creare il prodotto, non più noi. In conseguenza dobbiamo, come dicevi te, capire che anche se nella Coca-Cola hanno capito che mi devono fare un prodotto adeguato al tipo di domanda che esiste. In conseguenza partiamo da un concetto: l'albergo è o non è un prodotto? Domanda a voi. Che cosa è un albergo? Si ha un'identità molto forte. Bah, te la mezzo passo, ok, vabbè. Sì o no? Per me no. Per te no. Facciamo una votazione democratica. No, ti alzino la mano? Non è un prodotto. Vi chiedo se è o non è un prodotto. Non è un prodotto, ok? È un prodotto? Bene, complimenti, devo dirvi che non è un prodotto, è un servizio. Perché il prodotto turistico, ragazzi, è la risorsa o attrattiva turistica più i servizi che mi permettono la fruizione dell'attrattiva. Allora, quelli che vengono da voi a dormire, vengono da voi perché vi hanno scelto a voi e vi sceglierebbero ovunque se voi state in Corsica, Baleari o le Tunisia? Ha scelto il posto, pertanto siete un servizio. Questo è l'elemento di base da capire. Posso dirvi, lo dico molto onestamente e molto democraticamente, potete essere d'accordo con me o non essere d'accordo con me. È assolutamente indifferente perché non avete ragione, è il mercato quello che ha la ragione. Cioè, qui un elemento di base importantissimo. Noi non siamo un prodotto. Siamo un servizio per la fruizione di un prodotto, ok? In conseguenza, le belle spiagge non sono un prodotto, il bel paesaggio non è un prodotto, ok? Perché? Perché mi mancano i servizi perché io posso usufruire di questo. Il vigneto non è un prodotto, il vino già è un prodotto, perché? Perché c'è un processo di trasformazione. Ma vi faccio questa domanda. Quale dei due è un prodotto e quale non è un prodotto? Dimmi. Quello con l'ombrello è un prodotto. No, scusa, E quella spiaggia che abbiamo lì, bellissima, con l'arena bianca, con il Signore tranquillo, è un prodotto o non è un prodotto? È un prodotto? Quella sopra? No. Prego. Forse mi può aiutare a capire meglio. Ci può dare una definizione, cioè facciamo un passo indietro, una definizione un po' più teorica di quello che è un prodotto. Si aspetta 2 slide, le arriva. Ok? Quello là è una risorsa, è una spiaggia.
Sa, quel signore o signora, non so, ha dovuto portarsi le cose. Non è un prodotto, è un'attrattiva turistica. Non c'è il servizio, mentre che sotto c'è l'ombrellone, eccetera, che sono i servizi che gli permettono la fruizione, ovvero, ve lo traduco e lo capirete subito, pur essendo sardi, come io catalano, c'è una cosa che si capisce subito. Money, in catalano la pela, ok? Quanto costa andare a farsi il bagno qua? Quanto costa andare a fare il bagno qua? La differenza è quella. Mi seguite? Pertanto, quello lì sopra non è un prodotto, perché non ci sono i servizi che io devo di pagare per poter usufruire della spiaggia. Ok? Pertanto, qual è la definizione teorica? Signorina, è a posto. Ok? Non ve la leggo. Però, tradotto che così ci capiamo, quello è molta teoria e dobbiamo di fare un passo in più. Che cosa è realmente un prodotto nella mente del turista? Nella mente del turista un prodotto è questo. È qualcosa che io posso comprare. Partendo da questo, io ho risposto che l'albergo è un prodotto. Perché io sto vendendo qualcosa. Sì, però io le faccio una domanda. Io perché devo venire al suo albergo? Se sono bravo perché nel mio prodotto c'è l'insieme dell'offerta, ho qualcosa che i miei concorrenti non hanno, anche nello stesso posto, anche uno di fianco all'altro. Sì, ma tutto quello che lei ha dentro della struttura del suo albergo in realtà non è altro che servizi che lei mi sta dando, no? Per cui si paga. In quest'ottica io lo vedo come un prodotto. Sì, ma non lo è. Beh, la mia domanda è questa. Io perché devo venire da lei? Perché ho qualcosa che gli altri non hanno. Non è vero. Cioè, Lei, scusi, lei bravissima, fantastica, sensazionale, eccetera. Peccato che lei si trova in Sardegna e a me non me ne fotte un tubo della Sardegna. E allora? Perché devo venire da lei? Allora, ci possono essere tanti motivi. Uno può essere... No, ce ne sono 5, dopo li vede, però andiamo. Non tanti, 5, che sono i travel motivator. Ok? Però vada avanti, mi scusi, vada avanti. La domanda era perché uno dovrebbe venire da me. Esatto. A che cosa lei mi serve, scusi? Io sono un turista, lei a che cosa mi serve? Ripeto, se stanno venendo in Sardegna perché vogliono stare in Sardegna, Sì. a godere al meglio di quella location. Benissimo. Se uno viene in Sardegna perché vuole vivere, non so, una vacanza in mezzo alla natura, in Gallura, Sì. sa che se quello è il suo obiettivo, Sì. da me può fare quell'esperienza. Sì, esattamente Cioè, uguale. io gli sto dando quello che chiede, poi quello che chiede, insomma, può chiedere tante cose. Sì, ma quello che lei mi sta dando è il servizio, non il prodotto. Continua a non essermi chiaro, perché comunque un servizio che uno paga è un prodotto. No. No. Ritorniamo indietro. Magari Scusi. più avanti sarà più No, chiaro. no. Adesso... Leghiamo. Insieme di beni e servizi di un territorio che, messi a sistema, lei è l'albergo, non è un sistema. Perché se io voglio andare a fare una uscita con bicicletta e lei non ha le biciclette, voglio dire che ho bisogno di qualcuno che mi affitti la bicicletta. Lei è un soggetto del sistema, non è il sistema, ok? Cioè, messi a sistema compongono una offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti. Tento di andare avanti. Osservate questo. Che cosa è? No, tutto no. Tento di spiegarvelo. Allora, è un territorio dove io, utente, voglio andare a vedere il muflone, ma per vedere il muflone ho bisogno dell'impianto di risalita che mi permette di salire e posso andare a vedere
questa chiesetta qua o andare a dormire in questa casa qua. Quello che io sto comprando come utente non è né il mufone, ne sto comprando, muflone, sto comprando l'insieme, ovvero l'insieme di servizi che mi permettono andare lì a vedere quella capra. Mi segue? Sì, la seguo. E ritornando a quello che ho detto all'inizio, allora forse nella mia mente l'albergo con tutto quello che c'è dentro è un pezzo, cioè, del prodotto che è composto da più cose. Allora lì siamo d'accordo. Va a comporre quello che è il prodotto, che è una cosa molto più ampia. Ok, sì. se lo spiego, così lo capirà meglio. Se lei mi continua a vendere bene da me, lei ha un agriturismo, un bed and breakfast, qualche cosa, una struttura ricettiva, ok? Ho capito, vero? Allora, se lei mi vende la sua struttura ricettiva, lei non mi sta vendendo nessun prodotto. Se lei mi vende, vieni da me, che ti accompagno a fare un percorso alla ricerca della capra dell'Ogliastra, me lo sto inventando, dove ti accompagno io. Già. Io lavoro per la Va delfina, bene. per cui... Ok, ma allora lei che cosa mi vende? Viene a dormire da me più accompagnarti? esatto. Quello è un prodotto. Sì. Ma lei, se mi vende il letto, non è un prodotto, è un servizio. No, ma non è quello che volevo dire. Ah, ok. No. Nella mia testa è un pezzo del prodotto che è qualcosa di più ampio, che si compone di tante cose, tra cui le escursioni, piuttosto che andare a rivolgersi a servizi esterni come il noleggio di biciclette se non c'è interno all'albergo, per comporre un prodotto più ampio che vada a soddisfare l'offerta. Sì, la domanda. Ok. Vi è chiaro? L'albergo, il bed and breakfast e il ristorante non è un prodotto, è un servizio. Prego. Una DMC in poche parole invece dà un prodotto. La DMC fabbrica un prodotto. Fabbrica il prodotto un po'. Sni. Perché? Ni. Dipende come mi fa quel prodotto. Mi fa un pacchetto o un prodotto? Può essere entrambe. Può essere entrambe. Mi sembra una risposta molto democristiana. Però ti faccio un esempio. Un pacchetto di tour operator che cosa è? È un prodotto? Sì. Siamo sicuri? Perché non dovrebbe essere un prodotto il pacchetto di un tour Perché operator? io ti sto vendendo Quale... servizi. Seguitemi per favore, perché è molto importante per capire come... Perché c'è un problema da noi operatori turistici, che noi viviamo dentro la nostra struttura, ok? E difficilmente ce ne rendiamo conto di come sta evolvendo il mercato. Questa slide te lo dice, il cliente ti compra l'utilizzazione per fare quello che a lui gli interessa, ok, del territorio. È un insieme. Per il turista il prodotto turistico non siete voi, è le attività che lui può fare lì dentro. Chiaro, ci sono le attività, sono tantissime, quelle che poi si possono fare su un territorio, in una località e così via, però nel momento stesso che io come DMC comunque fornisco l'albergo, i trasferimenti, eventuale noleggio auto, escursione già inclusa, cioè, e gli creo comunque diciamo un pacchetto per la scoperta comunque ugualmente lì del territorio, ho creato una determinata situazione di prodotto. Poi se vado a vedere anche eventualmente su che cosa vado a focalizzare eventualmente diciamo quel tipo di prodotto, se lo vado a fare eventualmente, che ne so, magari perché lo voglio dedicare a una scoperta interna del territorio o marino, quello che sia, vado a creare a questo punto, secondo me, cioè in qualunque caso un prodotto magari più dedicato anche diciamo per la tipologia eventualmente di clienti alla quale poi a sua volta lo voglio andare a presentare e a ricercare. Sì. Il pacchetto è un'aggregazione di servizi, dove lui ha detto una cosa, dove si passa di essere un'aggregazione di servizi o pacchetto a prodotto, dal momento nel quale l'aggregazione di servizi la fai per la fruizione di una esperienza turistica calata su una tipologia di turisti. Vuol dire che bisogna cercare quelli che vogliono vedere il muflone e se allora loro dicono il muflone si può vedere a Capofighe, come si può potrà vedere in Nuova Zelanda, e allora quelli dopodiché scelgono il vettore
Si parte dal muflone. Si parte, come vedete, da una domanda. Perché? No, ma si parte dal muflone. Si parte dall'attrattiva. Anzi, di più, si parte del perché io devo di venire in Sardegna. Si parte dai benefici che io, utente, avrò per venire in Sardegna. Voi avete idea di quanti siti web di destinazione un utente europeo va a guardare prima da decidere? Ne avete idea? Secondo Google 22. Vuol dire che Sardegna ha 22 competitor nella mia mente. Se voglio fare una vacanza di classica, ok? Se io voglio vedere il muflone, perché sono appassionato del muflone, in realtà non è che sceglierò la Sardegna perché c'è il muflone, perché ci sono altri posti dove ci sono altri mufloni, ok? Cioè, non siamo unici nel mercato, la chiave è fare un prodotto che risponda ai miei bisogni. Ribadisco, so che sono forse maleducato, il vostro pensare, il vostro io penso, io credo, io vorrei, non li fotte un tubo al cliente. Il vostro punto di vista è assolutamente... cioè, a me, scusate, ritorno, vi ricordate i 50 euro? Sono miei. Quello che pensi te, fotte un tubo, sono miei. Pertanto ti pago se tu mi dai quello che io voglio. La domanda è, e che cosa vuoi? E facciamoci noi stessi una domanda. Ci facciamo la domanda di che cosa vorrebbe un cliente per scegliermi? Ve la fate? Purtroppo nella maggioranza del settore turistico no. No. Qualche mese fa, al Meet Forum era, io ho fatto questa stessa logica. Qual è la ragione per la quale un turista dovrebbe venire in Sardegna? C'era qualcuno da voi là? No. Sapete qual è stata la risposta? Io mi sono fatto una risata. E il mare bello, sì, questa ancora è credibile, ma la stramaggioranza delle risposte sapete qual è stato? Per la nostra ospitalità. E ho detto, io mi sono fatto una risata. Ok? No, per la nostra ospitalità. Oh, mica siete dei romagnoli voi, eh? Sai, come dire, perché vai a fare in vacanza in Germania, adesso che non mi ascoltate perché i tedeschi sono dei simpatici. No, lo so, però no. Ok? Cioè, ma adesso arriviamo alla logica del perché. Vi è chiaro allora il concetto del prodotto turistico e non prodotto? Allora, qual è la visione del prodotto turistico o che cosa per un turista è un prodotto turistico? È quello che vedete qua, è la spiaggia, ma non la spiaggia, è il servizio che lui si trova nella spiaggia che gli permette la fruizione della spiaggia. Guardate questa foto, che cosa vedete? No, la stiamo parlando della spiaggia. Servizi, bene, basta? Anche? E che altro vedete lì? Questo già mi sembra di più. Qual è la differenza fra questa spiaggia e quella là? Quello non è prodotto family. Ah, premium, sì, ok. Questo, ragazzi, questo. Bravo, pertanto io là sto creando un prodotto premium, dove il cliente per usufruire di quello mi pagherà di più che sull'altra spiaggia. Quello che voglio dire, ma in realtà, ragazzi, la spiaggia è la stessa. È sabbia, è mare. È uguale?
dipende del tipo di servizio che io ti offro, avrà più valore aggiunto o meno valore aggiunto? Mi state seguendo? Sorry. Excuse me. From a German perspective, this is what you get everywhere in the world. So, But the other picture, a single person sitting on a white beach with nobody around, is something you will not get anywhere in the world. And it's premium. That's the thing. At least from a German perspective. yeah. It's the European perspective, ok? Che cosa, guardate la foto della bicicletta, che cosa è quello? Desk una reception, bravissima, perfetto. Peccato che io come cliente non vedo quello. È un'esperienza, è un servizio personalizzato. No, lì d'esperienza non c'è niente. Perché l'esperienza parte da un elemento fondamentale, che il cliente è l'attore dell'esperienza. Lì non c'è nessuna esperienza, ragazzi. Attenzione, non facciamo l'errore che stiamo facendo in Italia, che come i prodotti ormai non funzionano e la moda è l'esperienza, chiamiamo tutto esperienze. Un'esperienza è un'altra storia. L'esperienza è quando è il cliente quello che fa e è l'attore di quello che stiamo facendo. Vado a pescare, cioè, la trotta, faccio un esempio. Qui non c'è esperienza. Allora io vedo un hotel che permette all'appassionato di bicicletta di portare la bicicletta all'interno. Bravissima. Il prodotto lì vuole dire che quell'albergo ha minimo 5 caratteristiche che a me, signore della bicicletta, interessano. Uno, un posto sicuro dove lasciare la bicicletta. Perché come vedete lì, quelle biciclette costano una paccata di soldi. Se le portano in camera, ci tengono di più alla bicicletta che alla moglie. Ok? O al marito, o al fidanzato. Uno. Il prodotto che io sto dando di bicicletta vuole dire che ti lascio la bicicletta in un posto sicuro, se hai un problema te lo risolvo, la colazione non è la brioche, caffè latte, eccetera, eccetera. Vuol dire, creo un prodotto a misura del mio cliente grazie ai miei servizi. Fra un po' approfondiamo su questo. E se osserviamo quello sotto, che cosa vediamo? Ma autenticità no. Ma ragazzi è una vigna, È una vigna, punto. Quanto costa andare a guardarti la vigna? Zero. Quanto costa andare a bermi un bicchiere di vino nella vigna? Se quella stessa aperitivo che stiamo facendo lì fosse nell'albergo, quanto le puoi far pagare per il bicchiere, per il calice di vino? 10 euro? Quanto paghi per andare a farti la figata di fare l'aperitivo con il calice di vino in metà della vigna con la signorina che ti accompagna, eccetera? Quanto? Minimo 25 euro. Questo è un prodotto. Perché grazie ai servizi che ho strutturato qui dentro, sulla vigna, c'è l'attrattiva che io sfrutto. Perché se io vado alla vigna, cioè, mi dovrei portare la bottiglia di vino, aprirla, portarmi il bicchiere e star lì, bevermi il vino e dire che figo che sono, ma me la suono e me la racconto. Non è un prodotto. Vi è chiaro? Bene, perché un prodotto turistico ha tre elementi. La base, il core, e il core non siete voi. È la ragione per la quale io sono andato. La spiaggia, ok? Ci sono gli elementi primari. Perché io possa sfruttare la spiaggia ho bisogno dell'ombrellone. Terzo, elemento accessorio. Dove andare a dormire? Purtroppo per voi operatori turistici, voi siete degli accessori. Non siete primari. Mi spiace. Lo so che è una crisi di identità che avrete in questo momento, ma la realtà è questa. Ok?
Un esempio. Prodotto Sardegna. Qual è il core? Il mare. Certo. Perché mare, ragazzi, nel Mediterraneo c'è ovunque, anche nei Caraibi ci sono delle spiagge più belle che le vostre, eh? Non è il core business, è dove fate il business, che è diverso. Pertanto, anche dobbiamo tener conto che la pulizia del mare, se io non ho l'accoglienza per i bambini, eccetera, è il mio core. Perché quello che vi sto dicendo è che il cliente oggi mi domanda, non è il mare, mi domanda tutti quelli servizi che ho che mi permettono di differenziare il mio mare rispetto al mare di altri. Pertanto il mio core non è il mare, è il mio mare alla sarda. Mi state seguendo? Come elementi primari, il soggiorno, se c'è animazione per bambini, eccetera, e tutto quello che è elementi accessori, la bicicletta piuttosto che eventi, tutto quello che voi volete. Allora, qual è la definizione del prodotto che fa la domanda? Questo esempio è calzante. Qual è il prodotto qua? Il prodotto qua è il prodotto bike. E che cos'è il prodotto bike? Fatto da l'attrattiva, il territorio dove ci sono le piste ciclabili, eccetera, ok? Più, o bicicletta o camminare, eccetera, più i servizi che mi permettono salire con la mia bicicletta in monte a qua per scendere. Non si vede bene, ma qui, questi tre che abbiamo qua, c'è la bicicletta appesa, ok? Cioè, qui abbiamo l'albergo, quello che mi vende, non mi vende l'albergo. Quello che lui mi vende è lo spazio dove tu puoi fare bicicletta, più i servizi che ti permetteranno fare la bicicletta. Vi è chiaro? Questo è il prodotto turistico. Bene. Ma ormai neanche più così. È più complicato, perché dobbiamo aggiungerle un altro fattore che si chiama accessibilità, ovvero il modo nel quale io posso arrivare per farmi la mia vacanza qua. Ci siamo? Ma c'è anche un'altra accessibilità alla quale prestiamo pochissima attenzione, che è l'accessibilità informativa e commerciale, perché magari io ho ricevuto tramite un amico una foto di questi signori dicendomi ehi, andiamo a farci una vacanza di un weekend di bicicletta. Io che cosa faccio immediatamente? Ditemi. Cerco su internet, pertanto accessibilità commerciale. E che altro cerco? Posto, prenotare. Pertanto il prodotto turistico oggi è fatto da l'attrattiva, questo, più le facilitazioni, i servizi che mi permettono la fruizione dell'attrattiva, più l'accessibilità informativa per rassicurarmi e quella commerciale per comprare. Vado indietro e lo capirete subito. Madonna. Eccoci qua. Ricordatevi la foto dei ciclisti, ok? Io ricevo, vedo, leggo, mi arriva quella foto, ok? Io che cosa vedo? Sono un appassionato di bicicletta. Un posto che mi attrae, siamo al punto 1, d'accordo? Ma che cosa tento di fare? Informarmi perché? Perché grazie alla informazione mi attrai la idea, vado al tuo sito, mi seduco dei servizi che mi stai offrendo, della proposta che mi stai offrendo, va bene? Grazie all'informazione e devo di facilitarti l'acquisto. Questo è per il prodotto, questo è la prospettiva del cliente di un prodotto turistico. Allora, vi faccio un esempio. Stefano, fammi una cortesia, alzati.
Allora, questo ragazzo... Con le mani in alto. No, no, non ti preoccupare. Questo ragazzo, qualche anno fa, andava in discoteca. L'altro ieri, è là che Ecco, bene. Tu quando entravi in discoteca che cosa facevi? cercavo di entrare senza pagare. Hai smontato. Vabbè, ipotizziamo che entravi. Qual era il tuo scopo? E il tuo e il di tant'altri, eh? Divertirmi. Eh sì, No, non mi storci quello che vuoi. ecco. Va bene. Quello che non vuole dire si chiama rimorchiare, vero? Ecco. No, perché ero già fidanzato con quella che è mia moglie, quindi non posso dirti. Dalla prima di conoscere tua moglie. Poi va in streaming, dopo lo sanno tutti. Ah sì, è vero, hai ragione. Allora, No, però c'è l'agganciare, passami il tempo. ok, agganciare, bene. Qualchier. Esatto. Allora lui guardava, ok, sa, faceva come John Travolta, Esatto. sa, così, ok? Se prima era l'epoca nostra quella, eh? Tua. Ah sì. Sì, io sono un baby boomer, Un hai po' ragione. di me, io Hai so. ragione. Allora, guardavi, ok? E identificavi la preda, diciamola così. Va bene? Dove siamo? All'attrazione. E cosa fai? O facevamo? Andavamo diretto, va No, bene? Guardavi se era impegnata. perché Sì, così, sono sempre esatto. stato piccoletto. Sì, anch'io. Allora, guardavi, pertanto tentavi di attirare la sua attenzione. Siamo d'accordo? Mm? E come lo facevi? Io parlo di me, vabbè, io anche ero fidanzato, queste robe, no? Però dire, No, sa- anche io ballavo malissimo. quindi sì, anch'io, sicuramente io non neanche, colpa. esatto, non con il ballo, tentavi di attaccare il bottone e di cominciare a chiacchierare e a raccontare la raba e la fava, ovvero stavamo rassicurando, dando dell'informazione, con l'aspettativa finale. L'esempio è brutto? No, lo nobilito io. Lo nobilito io. Qua ho la parte dell'energia emozionale, quindi l'attrazione e la seduzione, vado sulle emozioni. Poi però se non segue l'energia cognitiva che mi chiude il cerchio, lascio le emozioni orfane e poi se però non faccio un'azione, non chiudo il cerchio, le altre due energie sono sprecate. Quindi questo è proprio l'esempio di come le tre energie devono essere dosate. Se io parto con la cognitiva subito, probabilmente non ho l'attrazione. Quindi io devo suscitare un'emozione, confermarla con le informazioni e poi portare la persona all'acquisto. Perché ieri un microfono così Grazie. Lucio che non c'è mi ha fatto un esempio di Cagliari. Scendono, che ha vissuto lui, era in mezzo ai croceristi, quindi quello che ha vissuto, l'esperienza che ha vissuto lui è la stessa di quella che ha vissuto i croceristi. Scendono, quindi lui va al bar, gli fa, avete un toast? No. Avete dei panini? Sì. Come possiamo fare? Venga a vederli. Questo è il punto. Ieri anche, diciamo, nella Gallura, quindi non voglio dire il ristorante dove siamo andati, volevamo mangiare sardo, io sono mezzo oriundo, entriamo, c'è posto? No. No, non è ospitalità. Perché poi siamo andati a uno a fianco, quando ci ha visto arrivare, c'è posto, prego. Cioè, quindi non ne faccio una questione locale, perché posso fare esempi di tutto il mondo neanche, dove ci sono queste due mentalità. Allora, devo mettere in campo tutte le risorse, anche perché una volta che lo perdo. Quindi un equilibrio di tutte le risorse. Peggio per te che mi hai chiamato. No, ci mancherebbe altro, vabbè, così ho preso anche fiato. Allora, deve essere molto chiaro, tutte le azioni di marketing che voi fate per vendere il vostro prodotto devono essere indirizzate a rimorchiare il cliente. Vi è chiaro? Bene, è una semplificazione massima, ma sono sicuro che vi ricorderete sempre di questo concetto. Allora, Se cambi la parola, dici ingaggiare, diventi anche politically correct. io sono politicamente incorrect, per definizione. Ma comunque ti ringrazio. Ok. Qui abbiamo un esempio.
Che cos'è il prodotto? Soggiorno benessere. SNI. Bravissimo, benessere. Io posso andare a farmi i massaggi o andare a farmi il massaggio, il babasca, non mi ricordo, l'idromassaggio, eccetera. Ma per andare a farlo posso farlo o in albergo o fuori albergo. La ragione per la quale io utente ho deciso di farmi la vacanza in questo albergo non è l'albergo, è tutto quello che mi offre. Il prodotto non è questo, è quello lì. Le aggiungo la necessità commerciale e quella di informazione. Questa è la prospettiva del cliente. Dove la problematica? Le prospettive diverse. La nostra, che è quella qua del singolo erogatore, e la del turista. La nostra come operatori turistici è quella di me, è il mio albergo, ok? È un esempio. È il mio albergo, d'accordo? Servizi periferici che tu hai bisogno, la piscina, le spa, eccetera, e anche servizi di base derivati, tutto quello che abbiamo, il ristorante, eccetera. Questa è la nostra prospettiva che fa, che per esempio la signora dice, no, io ho un prodotto. No, questa è la mia prospettiva. La differenza qual è? Che il cliente, il turista, ha una prospettiva diversa, che è fatta dagli elementi di attrazione della destinazione, il perché scelgo la Sardegna, il perché scelgo Calagonone, eccetera, eccetera. Ci sono delle motivazioni? Più i servizi e le facilities che si trovano perché io fruisca dell'attrazione, più l'accessibilità, più la immagine che questa mi dà. Ricordatevi la foto della spiaggia premium, qui mi dà un'immagine, pertanto io so che se voglio un prodotto premium pagherò di più che se vado sull'altra spiaggia, vi ricordate? Più la informazione che io ottengo. Quali sono i componenti? Un prodotto turistico ha una parte tangibile, la risorsa, più i servizi che mi permettono l'utilizzo, la fruizione della risorsa, più il valore aggiunto. Il valore aggiunto è tutto quello che io ti do di più che fa giustificare che paghi di più o di meno. Lo quale vuole dire che un prodotto turistico in realtà oggi è il conglomerato fra l'offerta, quello che il cliente, scusate, la domanda, ovvero quello che il cliente vuole, più l'offerta che io gli faccio. Tenendo conto che oggi un prodotto turistico di successo, come abbiamo visto ieri, non è uguale per tutti. Pertanto io devo di partire dal core di quello che io ho, mio albergo in Sardegna per andare su quella spiaggia, più i diversi complementi che posso aggiungere e che uno mi sarà utile per il turista famiglia Molino Bianco, se ti do la babysitter sarà utile per il papà monoparentale, piuttosto che se ti metto a disposizione la bicicletta sarà un prodotto adeguato per la zia che vuole portare i suoi nipoti. Pertanto noi dobbiamo ragionare che su un prodotto turistico devo cominciare a aggiungere dei complementi che mi sono propedeutici a avere a partire dalla stessa attrattiva o proposta di prodotto di base diversi prodotti da portare su diversi mercati o segmenti di mercato. Mi state seguendo? Lo so che non è facile, però ormai il mercato è quello che comanda. Pertanto, come creo un prodotto turistico? Fondamentalmente partiamo dalla premessa che i prodotti turistici si centrano o si concentrano o partono generalmente, caso Sardegna, sulle attrattive naturali. Beh, questo è relativamente vero, perché tutto quello che è stato creato dall'uomo, vero come Roma, e può essere un prodotto turistico. Ma roba come Las Vegas o Dubai, che non c'entra niente con noi, è un prodotto turistico. Cioè, lo creo a partire da attrattive create dall'uomo o di quelle che ha creato, diciamo, in qualche maniera la natura. Ma attenzione, ribadisco, che un'attrattiva, una risorsa turistica, se non ci sono servizi, non è un prodotto.
In conseguenza, gli elementi di base sono fisici, materiali, ma anche ormai quelli immateriali, ogni volta di più, soprattutto per l'autenticità, dimmi, bravo, culturali, gastronomici, eccetera. E va bene, ma anche con i complimenti tutto quello che mi trovo attorno a me, per arrivare a cominciare a utilizzare i locals, ovvero le abitudini della popolazione, le tradizioni, i modi di vita, eccetera, sono gli elementi che come complemento servono per attirare l'attenzione del mio potenziale cliente. E devo partire alle attrattive, più i diversi servizi che non siamo soltanto noi, formano parte del prodotto turistico. E arriviamo a un punto molto importante. Che tipo di prodotto turistico facciamo? Allora, partiamo dalla premessa che oggi il mercato si è evoluto in modo che ragioniamo su diversi modelli di prodotto turistico. Il primo è quando noi vendiamo il territorio e vendiamo i servizi per la fruizione del territorio. Questo è il modello turistico classico, storico, soprattutto molto presente in Italia, dove il concetto fondamentale è quello di vedere. Vado a Roma a vedere il Colosseo. Vi faccio una domanda. A che cosa vengono i turisti in Sardegna? Al mare, sì, ma cosa ne fanno del mare? Perché vengono? Per il mare? Perché siete belli? Sì, ovvero modello di vedere. Vedono in spiaggia, non è che fanno niente in spiaggia, stanno in spiaggia. È un turismo passivo, è un turismo che ha funzionato fino più o meno all'inizio degli anni 2000, momento dove la domanda turistica cambia e si passa al modello del turismo di motivazione o di prodotto, dove i turisti vogliono fare delle cose. Il MAMIL è qua. E questo è il turismo che dal 2000 fino al 2010 è in crescita, che è prevalentemente il turismo delle seconde vacanze. Quelli che da voi vengono per fare le passeggiate, il trekking in Ogliastra, eccetera, eccetera, su che modello stiamo parlando? Di destinazione o di motivazione? Dimmi? Quello già siamo al terzo livello, non ancora. Motivazione, a fare delle cose. Il concetto è vedere, fare, sentire e vivere. Attenzione, perché oggi il cliente sta andando ogni volta di più, è ancora una nicchia, ma sta andando sul turismo esperienziale, dove il concetto a partire del quale si costruisce il prodotto turistico è il vivere e il sentire. Che cosa vi sto dicendo? Quello che vi sto dicendo è che voi dovete iniziare a pensare a un vostro prodotto capendo che quello che voi dovete vendere non siete voi, è il fare. Se mi vendete un prodotto per il segmento, per il mercato turistico del turismo motivazionale, del vedere, se mi vendete e vi concentrate sul territorio, o sul vivere e sentire se mi volete fare esperienze turistiche, che non avremo tempo questo giro, lo faremo più avanti, okay? nel prossimo incontro, il mese prossimo, turismo esperienziale. Pertanto, per vendere oggi non dovete dimenticare che quello che voi pensate è indifferente. Perché qual è l'elemento importante del prodotto? Il cliente. E il cliente vuole dire il perché. Perché devo essere in grado di vendere una cosa che si chiama valore. Value for money, value for my experience, value for time. Bene, andiamo a vedere
A che ora devo finire? Adesso. Ma adesso, sì, adesso e dopo riprendo, no? Mi sembra o no? Non riprendo, allora mi sopportate ancora 10 minuti, perché è propedeutico per il project work. Quali sono le ragioni per le quali un cliente decide di comprare un prodotto o non un prodotto? Ok? Allora, ricordare un fatto, come di manuale, che la Coca-Cola mi ha creato un prodotto adatto per un segmento specifico, quello dei maschi. Pertanto io devo creare, se lo fa la Coca-Cola, che ha molti più miliardi che non noi come Sardegna per fare comunicazione, questi hanno capito che il problema non era di comunicazione di immagine, era di prodotto, pertanto forse dobbiamo riflettere noi su questa impostazione. Lo quale vuole dire che devo capire che un buon prodotto deve partire dal fatto di risolvere i miei problemi con i miei utenti. Qual è il problema? Che noi non ci pensiamo a quali sono i problemi o i bisogni dell'utente. In conseguenza devo pensare che fino a ieri le motivazioni, i bisogni, i desideri fondamentalmente del cliente erano rilassarsi. Ieri è stato divertente per me come osservatore quando Dirk mi ha fatto vedere le motivazioni dei tedeschi. Ok? E avete visto relax. E che cosa avete letto tutti voi? Spiaggia. E lui vi ha detto no, c'è chi vuole andare in spiaggia a fare relax, perché il relax è un'altra roba. Perché uno si può rilassare magari andando in bicicletta, magari camminando. Pertanto la prima motivazione storica era il rilassarsi non facendo nulla, e va bene, ma questo mi cambia, perché oggi una delle motivazioni è quella di scappare momentaneamente dalla mia realtà. Voi avete la fortuna, quello che in marketing si chiama fattore C, di vivere in una isola dove c'è il sole, c'è più o meno un bel tempo, eccetera, no? Io vivo a Torino, e Torino normalmente dal mese di dicembre fino all'altro ieri c'è una caratteristica, la cappa grigia. Ok? Bene, qualcuno di voi ha vissuto mai a Manchester, per esempio, o a Liverpool? A Londra? Sì, siamo lì a Bruxelles, va bene. Allora, la vita media, sa come funziona in inglese? Lavora dalle 8 del mattino fino alle 17. Alle 17 va via e va a casa, d'accordo? Dimmi. Bravo, mi va al pub, ok? È uno che vive in quelle casette inglesi, vi ricordate? Tutte uguali, con quel mattoncino nero, marroncino, un po' triste, va bene? La sua vita dopo va al pub, dove dalle 18, prima spesso vanno a mangiare, dopo vanno al pub dalle 19 in poi, alle 21, quando suona la campanella che finisce la distribuzione dell'alcol, si alzano tutti, prendono 5 boccali di birra e ritornano a sedersi e andare avanti fino a 10, 11, e questo un giorno dopo l'altro, e l'altro, e l'altro, e l'altro. Bene? Per questo soggetto qual è la sua logica? Bravissimo, e nel suo aiuto è arrivato il signor Ryanair, che l'ha convinto che si può dare ovunque per 15 euro. Va bene? Pertanto, una delle nostre motivazioni è scappare dalla mia momentanea, scappare momentaneamente. Io so che se vengo in Sardegna, non vivrò, non avrò la longevità che avete voi, perché vivo in Inghilterra. Va bene? Pertanto, una delle motivazioni dei turisti oggi è scappare dalla sua realtà. Lo posso fare in due modi. Uno, o andando a fare l'imbecille totale e divertirmi con gli amici, o posso fare un altro tipo di scappare, ovvero che è quello che vedete lì, la signora che va tranquilla a rilassarsi. Pertanto, una delle motivazioni dei clienti non siete voi, vi hanno scelto perché vogliono scappare dalla sua realtà. L'altra motivazione è per imparare, conoscere la curiosità di altre culture, tradizioni, eccetera. Non è il suo albergo, è quello che io posso imparare magari dalla cultura nuragica se sono un appassionato di cultura nuragica. Questa è un'altra delle motivazioni. La terza è vivere, fare delle esperienze, come dire, che mi diano qualcosa. Ho bisogno di stimoli, perché l'inglese, ragazzi, con quella vita
ha bisogno di stimoli, ne abbiamo bisogno tutti noi. Faccio il rafting, che di avventura ne ha poco, però mi dà la sensazione di dire, caspita, è quello che si chiama soft adventure, avventure facili. La bicicletta anche, ok? L'altra è quello della autopremiazione. Carissime signore, quello quando decidete di andare al shopping perché siete depresse, che cosa è? Non lo fate lo shopping? Va bene. Sa, oggi il turismo ha perso quel alone che c'era per essere una cosa facile. Pertanto, come dire, tradotto, lavoro come un nero, eccetera, eccetera, mi do la soddisfazione, mi faccio un weekend. L'esempio di questi due qua, con faccia di americani, che si fanno il viaggio per farsi la foto nel Canyon della Morte, perché si autopremiano. L'altro elemento di motivazione è quello dell'arricchimento personale, è più indirizzato, se sono appassionato di golf, voglio andare a pescare la mosca, la trota alla mosca, piuttosto che voglio fare delle esperienze particolari, eccetera, è tutto quello che è, diciamo, la motivazione e l'arricchimento personale, per arrivare ovviamente anche al relax, ok? Bene, perché le nostre proposte spesso non funzionano? Non per colpa del cliente, la colpa è sempre nostra, fondamentalmente perché il prodotto non apporta niente di nuovo, perché non risponde a nessuno dei bisogni che avete qua. La domanda, ragazzi, è: perché devo venire da voi? Quale dei miei bisogni la vostra proposta soddisfa? Cosa mi risolvete? Seconda opzione è perché manca orientamento al mercato, perché l'ho pensato dalla mia prospettiva, non di chiedermi che cosa può interessare al cliente. Ribadisco, esempio Coca-Cola. Terza cosa, manca informazione sul mercato obiettivo. Noi vendiamo lo stesso per tutti, ragazzi. E ieri ci ha dimostrato Dirk che i tedeschi pensano e vogliono determinate cose che magari i francesi o gli italiani non vogliono. Quarto elemento, abbiamo disegnato e strutturato male il prodotto o non superiamo le aspettative che il cliente ha su quello che le avevamo venduto. Abbiamo sbagliato probabilmente i prezzi e abbiamo fatto forse male la commercializzazione e la comunicazione. E direi che mi fermo qua in modo di... allora, un aspetto molto importante, il valore. Il valore è tutto quello che il cliente, sa la vostra proposta, servizi, eccetera. Qual è il valore, per esempio, mi permette prenderla un po' come esempio? Qual è il valore del servizio di questa ragazza? Dipende dalla percezione che ha il cliente. No. È quello che pagherebbe in più. Esatto, è quello che pagherebbe in più. Non è esattamente questo, ma mi va bene come esempio. Qual è il valore suo? Perché io devo scegliere di andare a dormire da lei e non da lei? Bravissimo. E che cosa? Magari che la signorina fa delle torte fatte a casa per la colazione. E probabilmente io, che sono il suo cliente, lo scoprirò quando andrò a dormire da lei, perché lei ha avuto il culo che io l'ho prenotato. Io ho scoperto lì che lei fa tutto da casa. L'errore che fa lei è non dirmi: vieni da me perché le torte le faccio io. Mi seguite? Il valore dentro di un prodotto turistico, il vostro valore, è esattamente quello che voi date in più e che il cliente percepisce come di più, che non lo paga. Un esempio stupido: se io vado in un albergo e mi trovo che la bottiglia di acqua è inclusa nel prezzo, è omaggio, ma sapete bene che non è così, questo è un valore.
Se devo pagare 1,50 euro, io come cliente non lo percepisco come valore. Pertanto, quello che voglio dirvi è che noi dobbiamo reinterpretare questo, perché valore, dalla prospettiva del turista, non è quello che noi pensiamo. Noi intendiamo il valore alla qualità. E già vi ho detto ieri che la qualità il cliente non la paga, la dà per assodata, perché per noi qualità è, il valore è la qualità per i servizi che ti do diviso per il costo. Peccato che io utente, la prima cosa che vedo è il costo. Per apprezzare la tua qualità devo venire da te. Peccato che io vivo in Inghilterra o vivo in Svezia e devo decidere di prenotare perché noi ti chiediamo i soldi prima. Pertanto tu mi devi comunicare il tuo valore, lo quale mi porta a che il valore per il turista è capire che cosa è il value for money, ma non solo, è il value for my time, perché il valore fondamentale di tutti noi è il nostro tempo, ma soprattutto il valore che ottengo per l'esperienza che mi farai vivere. Che cosa vi sto dicendo? Che la vostra proposta turistica deve essere fondata sul value for time, value for money e value for the experience. Ok? E arriviamo al punto nodale, il perché. Come ragiona un turista? Perché devo venire da te? Perché devo scegliere la Sardegna? Perché devo di prenotare il tuo albergo, il tuo bed and breakfast? Perché devo di prenotare e comprare il tuo servizio? Mi date una risposta? Lei come qualcun altro. Perché? Sì, questo lo diamo per scontato. Perché sono lì quando ti cerco? Sì, ma perché io la trovi, lei deve aver detto o utilizzato le parole chiavi che a me mi chiameranno l'attenzione. E quali sono i concetti sui quali io creo il mio prodotto? No, quello è il canale, o lo strumento, a monte. Come io creo il mio prodotto? Ripete? Esatto, le 5 che vi ho detto, scappare, relax, voi dovete fare dei prodotti che rispondono a quelle motivazioni. Perché devo venire? Perché rispondi a quello che io ho bisogno, a quello che io voglio. Mi seguite? Pertanto, il prodotto turistico oggi si crea a partire del perché. Noi abbiamo sempre storicamente creato i prodotti turistici vendendoti la cosa. Vieni al mio albergo. Perché? Perché io sono un buon albergo. Ci siamo o non ci siamo? Sa prima noi, il mio albergo, dopo ti vendo il come. Come deve di arrivare? In aereo. E il perché? Perché sono aperto tutto l'anno, perché sono simpatico, perché ho la cucina e il ristorante aperto fino alle 11 di sera. Questa è la nostra prospettiva di prodotto turistico. E il problema è che noi abbiamo sempre strutturato i prodotti a partire dalla risorsa o attrattiva o del servizio, ma oggi questo non funziona, perché il cliente è egoista. Oggi non avremo tempo di vederlo. Pertanto, il prodotto turistico oggi che funziona parte dalla logica diversa. Vendimi prima il perché, montami un prodotto perché. Sei stressato? Vuoi scappare? Sardegna è l'opzione perfetta. Voi non dovete vendere il vostro albergo o il vostro bed and breakfast, dovete vendermi tutto quello che si trova fuori. Perché io devo di andare in Ogliastra? Perché non c'è niente, bravissimo. No, ma perché no, scusa? Cioè, se mi dici non c'è niente è brutto, ma se mi dici se vuoi goderti del silenzio,
Ehi, questo già piace. Pertanto, il prodotto turistico oggi è strutturato a partire del perché, come, e alla fine ti vendo il mio albergo, o il mio bed and breakfast o il mio servizio. Vuole dire che il prodotto turistico oggi di successo si costruisce per ispirare, ovvero per rispondere attraverso logica e le parole chiavi ai miei bisogni o le mie motivazioni, fa leva sull'istinto per fare in modo che la reazione del cliente sia automatica. Vabbè, qui non abbiamo tempo, andremo più avanti magari. Caffè break, coffee break, ok. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.